Onde Furlane, da Staat. Bentornati con noi al notiziario delle 10. Se vi state chiedendo che cosa disegnavo durante la pubblicità, è un gatto. Solo un gatto. Se ci sono i gas la mia gente fa. Se ci sono i gas la mia gente fa. Se ci sono i gas la mia gente fa. Se ci sono i gas la mia gente fa. Oh mio Dio, guardate, un gatto! Scusa, tu chi sei? Fatti miei. Mi fai cazzi tuoi, sì, una volta fatti miei. Tigre d'oro, via, chiama me. Al tuo party scendo giù con i gatti. Superfly come gatti. Sono Pac-Man, mangio basse e le risputo. Faccio brutto, caro braccio, è la rivincita di Bruto. Manca il buon senso, ma certe volte mentre alcune mi vesto con gli stracci, quindi manca il buon costume. Sudame le notti anche d'estate girano. Tira fuori il burrich per le... E che sono i ghiaz, i carnichets e d'oro ghiat, perché avevo proprio di ghiaz che di un momento veduto che ho presentato gli ultimi tre libri dalle case editore Morganti che riguardano proprio ghiaz e chians, faveline dai romanzi di Maristella Leandrin, Stefania Conte e Paolo Morganti, che tra l'altro proprio queste settimane Vinars saranno presentati tutti e tre insieme a lì dalle librerie Tarantola di Udine, mentre che invece, come tu sapete, i ghiaz al gran completo con i due repertori, che è il di Doro Ghiat che è dai Carnichets, con tutte le live band a suonaran in tale Gnot Blanche Sabide di Gnot in tal Piazzale del Castiel di Udine. In un momento anche di grande visibilità soprattutto per Doro Ghiat, che oltre che venia acclamata a suonare concerti con le sue live band, ben chiamate anche a fare di opinioniste in qualche incontri pubblici. Ha scominciato i Chiastrons a chiamarlo al Chiastrons Live Show, come si lucciate anche a Aria di San Daniele e Viendenante. Sentiamo un momento allora di questi Carnichets con i loro ghiatte, prima di là a sentire le interviste a ponte su Ghiazze Chians e le pubblicazioni di che a Favelen di Morganti Editori. Se ci sono i gas la mia gente fa. Se ci sono i gas la mia gente fa. Oh mio Dio, guardate, un gatto! Scusa, noi che siamo i gatti rap super visionario come Paul McCartney. Non sbagliarti, siamo funky, in quattro sopra i quarti. Facciamo rap col cuore, a voi vi vengono quattro infarti. Come ignorarci, se poi calchiamo i palchi giù in regione. Abbiamo il giusto sound, ogni live un festone. Dai, you feeling fine, non mi sbaglio. Fai un tuffo nel mio suono, porta maschera e boccaglio. Chiedi loro, tu chiedi la loro. Subito sotto il palco gridano il mio nome in coro, mentre a te ti chiaman coso. Sì, oso, non poso, per me il rap è uno sfogo. Per te il rap è dannoso, non grattarti ti fa sfogo. Alza la voce, non mi mette alle corde. Il gatto graffia e cancabaia, non morde. Alle palle piene del mio sound, stringa forte. Si masturbi a due mani così non si storce. Yeah. Meets Zionai. Un saluto ai ascoltatori di Radio Onde Furlane, Paoli Cantarut, per le presentazioni in contemporanea di tre news libris di Morganti Editore. Le occasioni è che di un evento letterario che si avvolgerà lì dalle librerie Tarantola di Udine in via Vittorio Veneto, Vinars, Alice Sis e Miege. Si presentino i libri di Paolo Morganti, di Stefania Conte e di una new entry, per tanto che riguarda le Morganti Editori, che è Maristella Leandrin. Io vin tutti e tre con no altri che sono passati a Tanus a Onde Furlane. Allora buondì e mandi a tutto il staff de Morganti e alle nuove Ciao, buongiorno. Maristella. De Morganti Editore aveva infevelate, poi volti sa chi a Radio Onde Furlane un po' per l'inlidrisamento sul territorio di queste realtà editoriali, sedi per tanto che riguarda proprio le sedi fisiche che in questo momento
aie a Nunte di Soclef, Bielpuest, fra l'altri, se di partant che riguarda le tematiche trattati stai libri, e tutti i robis che si confermino anche con questi tre nuovis e iesudis che non si smentissero a favelin anche in questo caso di chians e di jazz. Qualcuno potreste definire si editori dei chians e dei jazz, c'è diseso Stefania e Paolo in questo caso. Beh, insomma, piuttosto che dicano che scriviamo da cani, meglio che dicono che sono editori di cani e gatti, insomma, quindi... Concordo. Diciamo che comunque è un argomento che ci è arrivato facilmente per un motivo, perché io ho un cane, avevo anche 14 gatti, per cui insomma inevitabilmente è successo così. Dopo abbiamo cominciato a scrivere di libri sui cani e sui gatti, per caso in realtà, insomma, per vari motivi, insomma. E la cosa abbiamo visto che funziona perché in effetti si sa, ci sono più animali domestici che italiani in Italia, insomma. Ma anche a Nonta in questo senso state incrementando dal punto di vista demografico la popolazione animale del borgo, mi sembra, 14 gatti. Sì, ci sono più animali che gatti che abitanti, perché siamo in 23, quindi calcolando che noi 14 gatti, un cane, sono già 15, più altri cani e gatti che sono là, ci sono più animali che... Ah, poi ci sono le mucche anche, quindi figuriamoci. Di sicuro non si può dire non era neanche un chian. No. Perché Piero c'è. È una sorta di zoo. Piero è il protagonista, fra l'altro, del tuo romanzo, l'introvabile Piero, il rapimento, ma di questo parleremo dopo. Invece Stefania ci potrebbe introdurre alla new entry, a Maristella Leandrin, con cui poi parleremo del suo romanzo. Sì, finalmente ho trovato la mia, come si dice, pupilla letteraria ideale, nel senso una scrittrice brava, divertente, io le faccio da editor modestamente e lei mi ascolta senza arrabbiarsi. È una cosa rarissima. È uscito un libro splendido che abbiamo pubblicato proprio in questi giorni ed è in distribuzione adesso, è Il gatto che spiava le comete. Ovviamente poi lascio parlare Maristella. E finalmente la collana Gatti che ha spero una nuova signora dei gatti, e quindi io magari mi prendo del tempo, non dico un anno sabbatico ma forse anche 2, per dedicarmi anche ad altri romanzi, e quindi passo il testimone a Maristella e senz'altro i lettori non rimarranno delusi. Bene, allora Maristella, il tuo romanzo Il gatto che spiava le comete, da dove arriva questo gatto? Dallo spazio? Certo, dalle comete. Uh-huh. Sì, io ho la passione dell'astronomia, ce la butto dentro in tutto quello che scrivo, di conseguenza primo romanzo edito da una casa editrice, l'astronomia doveva entrarci per forza. Quindi il mio gatto ha i natali sulle comete e viene mandato sulla Terra da uno spirito e a suo marito. Questo gatto oltretutto ha dei poteri magici perché lui è in grado di vedere la pasta spirituale delle persone, quindi il suo padrone, e solo lui, lo vede illuminarsi di blu se una persona è buona, illuminarsi di rosso se è malvagia. Questo ovviamente è fondamentale per lo svolgimento poi di tutta la loro avventura a Polcenigo. Dunque un gatto dotato di superpoteri, è ambientata a Polcenigo. Perché a Polcenigo? A Polcenigo perché io mi sono trasferita a Polcenigo da 1 anno e mezzo e a me Polcenigo è sempre piaciuta un sacco, però uno di quei posti del tipo chissà chi è che ci può abitare a Polcenigo. Poi ho scoperto di poterci abitare anch'io e quindi è un tributo a questo paese di 3.000 anime che mi ha accolto, insomma, da 1 anno e mezzo. In effetti è un bellissimo posto, sì. Bellissimo posto con la fonti del Gorgazzo. C'è di tutto per ogni gusto. Anche un po' mistico, direi. Assolutamente, come posto. sì. E dunque la storia hai deciso di ambientarla? È tutta ambientata a Polcenigo. Quindi c'è anche un aspetto di valorizzazione di un luogo bellissimo del territorio friulano. Infatti ho colto anche l'occasione per parlare di diverse cose che si possono andare di persona a vedere a Polcenigo, ovviamente non tutte, magari le altre le metterò nel seguito. Stai contribuendo anche tu alla crescita demografica animale di Assolutamente, Polcenigo. Con 2 gatti, non con 14, ma i miei 2, sì. Bene, e la tua prima prova, come ti sei trovata? Non puoi dire male, sono qua. Lo posso dire. Ma con Morganti Editore, penso bene per affinità bene, elettiva, diciamo assolutamente. così. Quello che posso dire, la prima cosa che mi ha stupita, quando mandavo le prime bozze, diciamo, all'editor,
La cosa che più mi ha stupito è che capiva il mio umorismo, che non è sempre facile da capire. Allora lei magari rimetteva a posto le frasi, mi spiegava le cose, guarda qua non si capisce, qua è da rifare, e faceva più ridere in effetti, quindi questa è la cosa che mi è rimasta più impressa, che mi ha colpito di più. È perché c'è una affinità letteraria, praticamente siamo due folli sane, no? Infatti lei parla di un gatto che si illumina, quasi si illumina d'immenso, di Ungarettiana memoria, no? O è buono o è cattivo, secondo le persone diventa blu o diventa rosso. E io non potevo essere da meno, ho un gatto all'interno del romanzo, che è appunto il gatto che danzava con le fate, che si chiama Gigi, che è uno dei nostri 14 gatti, e lui è il cosiddetto gatto torcia, si illumina anche lui per illuminare di bontà i protagonisti e aiutarli a cercare una strega cattiva. Quindi ci siamo trovate. È una questione di fluorescenze. Sì, D'altra sì, parte gli occhi dei gatti sappiamo bene che certo. effetto fanno nel buio. Una certo. spudorata concorrenza con lei, Nel. Sì. Ma Stefania, invece la tua nuova storia del gatto che danzava con le fate la raccontiamo un po' senza svelare troppo? Sì, anche perché sarebbe estremamente difficile. È dei 6 libri che ho scritto della collana, è senz'altro quello sembra più breve in termini di fogliazione, cioè di numero di pagine, ma estremamente denso. Solitamente io nei libri in cui si muove la famiglia Savorgnan, che è una famiglia molto bislacca, accompagnata da cani, gatti, angeli custodi, elfi, folletti e gnomi. Di solito i libri concludono nel periodo di Natale, questa volta invece si svolgono durante la Pasqua, e quindi le dinamiche della risurrezione, del bene, del male, e questa volta appunto il gatto Gigi aiuta le streghe buone a smantellare, nel senso proprio letterario del termine, una strega cattivissima che si chiama Medea Mangiabambine, che ritorna dalla Transilvania, che era stata trasformata in statua di pietra, e quindi riusciranno in qualche modo a vincere sul male. Ecco, questa è la trama folle. Bene, e in questa nostra Perché quella di presentazione Maristella è abbastanza folle come trama. beh sì, Certo. in questa nostra presentazione delle nuove pubblicazioni di Morganti, allora adesso ci spostiamo nel versante cinofilo. Allora Paolo, invece parliamo della nuova avventura di Piero, che poi è il tuo cane, che è anche ritratto in copertina di questo L'introvabile Piero. Anche Piero è appassionato come te di ristorazione, forse, guardandolo in fotografia. Decisamente, ci siamo trovati. Infatti quando viene via con me, lui viene sempre al ristorante, anche se in realtà lui quando esce non ama mangiare troppo, però l'assaggetto nel piatto lo fa sempre, sì. Ci siamo trovati. Parlavamo di questo anche perché una parte del lavoro della casa editrice Morganti è dedicata proprio all'enogastronomia, con tutta una sezione dedicata a delle guide sul buon mangiare e sul buon bere. Ma qua stiamo parlando del versante culinario. In realtà anche nel libro di Piero uno dei protagonisti fondamentalmente sono 3. C'è Piero, che è logicamente il padrone di casa, e c'è uno scrittore che si chiama Bruno Arman, che scrive i libri gialli, e c'è anche una ristoratrice, perché Aspasia Leonardis è una ristoratrice che combinazione ha ristorato a Polcenigo, tra l'altro, quindi è una cosa, diciamo che c'è una sorta di fil rouge tra i nostri 3 libri. Loro 2 parlano di stelle, noi 2 parliamo di Polcenigo, loro 2 parlano di gatti, quindi di cibo parliamo io e lei, perché anche lei parla di Polcenigo, ma dal punto di vista gastronomico lei è vegana, quindi diciamo Lei Maristella, pardon, sai che non c'è il video qui. Ecco, e Maristella parla di cucina vegana perché lei è vegana, io parlo di cucine un po' più sostanziose, insomma, quindi salami, prosciutti, tutte le altre cose. Poco etica la sua. Sì, la mia è meno etica della sua, insomma, però in tutti i miei libri, anche nelle altre serie che faccio, ma si parla sempre di cibo. Diciamo che questo libro qua è il seguito ideale di quello precedente, perché è l'imprescindibile Piero, la fuga. Qui c'è il rapimento, perché Piero, dopo che nel primo libro è diventato famoso perché ha salvato una persona in maniera un po' rocambolesca, viene rapito e viene chiesto un riscatto, e quindi logicamente il rapimento è questo, anche se è un libro
un po' particolare, nel senso che è un libro sulla perdita, nel senso che è un libro sì da ridere, perché c'è un discorso che il protagonista a un certo punto, che è un ex misogino, ex Don Giovanni, a un certo punto conosce nel libro precedente una donna e questo cane di cui si innamora di tutti e due in pratica, e quindi dà uno scopo nuovo alla vita. Improvvisamente in questo secondo libro li perde tutti e due nello stesso momento, e quindi c'è il discorso della perdita, quindi è un libro che mi ha consentito di fare alcune riflessioni all'interno del testo, anche se in maniera umoristica. Bene, queste e altre storie saranno raccontate naturalmente nell'evento letterario di venerdì alle 18:30 alla libreria Tarantola, ma cosa succederà venerdì di preciso, Stefania? Come ve la gestirete questa presentazione delle nuove pubblicazioni dedicate a cani e gatti di Morganti Editore? Saremo degli scrittori poco inamidati e molto ironici, dei pagliacci fondamentalmente, perché abbiamo capito che prendersi sul serio adesso come adesso non vale assolutamente la pena, e per fidelizzare il lettore, per fargli capire che il nostro è un lavoro come un altro, quindi non bisogna idealizzare gli scrittori, bisogna metterla sul ridere, sull'ironia, che è un grande farmaco anche per superare il quotidiano della vita, ecco. E quindi saremo pronti anche a qualsiasi domanda ci venga fatta. Tutti e quattro. Tutti e quattro, perché io, Maristella Leandrin, Paolo Morganti e Piero. Piero ci sarà? Piero c'è sempre. Condizio sine qua non, la libreria Tarantola ha detto venite solo se portate anche il cane, e i lettori hanno detto veniamo solo se portate il cane. Quindi il rapimento si è risolto. Si è risolto bene. In realtà il lavoro che fate ha degli aspetti molto interessanti, perché con questi libri, con queste pubblicazioni state costruendo un po' una cosmogonia del Friuli legata agli animali domestici in questo caso e ai luoghi. È una cosa anche pensata e studiata a tavolino, credo. Certo, non è stato casuale. Abbiamo capito che in questa splendida regione una delle doti che hanno gli abitanti, e qui anche noi, perché anche noi ci consideriamo dei friulani, è di amare il proprio territorio. C'è una sorta di campanilismo a tutto tondo che non esiste così elevato nelle altre regioni, e quindi da un punto di vista imprenditoriale, perché ovviamente la casa editrice è un'impresa, abbiamo capito che uno degli interessi fondamentali che vanno veicolati nelle pubblicazioni, nei romanzi oppure nei libri di ricette o in altre pubblicazioni a cui ci stiamo dedicando, tipo guide turistiche, monografie che non faremo noi ma altri cervelloni del Friuli Venezia Giulia, è parlare della cultura del luogo, e quindi anche le storie, anche i romanzi, come possono essere apparentemente leggeri, come Il gatto che spiava le comete, L'imprescindibile Piero la fuga, o L'introvabile Piero il rapimento, o il gatto che danzava con le fate. Si parla sempre del territorio, quindi le storie sono ancorate alla terra, alle tradizioni folcloriche, storiche, anche geografiche, gastronomiche, perché il lettore vuole partecipare anche in questo senso, cioè vuole riconoscere la propria terra nelle storie che noi raccontiamo. E penso che anche i lettori friulani si riconoscano in questo, perché credo che gli piaccia leggere storie ambientate qua. C'è una curiosità speciale poi per questo, ed è una tendenza, un filone che ricorre anche in molti altri scrittori di altre case editrici. C'è questa attenzione focalizzata proprio sul territorio, storia, cultura, lingua, eccetera. Il lavoro che fate anche voi in settori particolari dell'editoria. Allora, grazie a Paolo Morganti, a Stefania Conte e alla new entry Maristella Leandrin con il suo romanzo Il gatto che spiava le comete, e l'appuntamento è per venerdì ore 18:30, libreria Tarantola di Udine, per la presentazione di tutti e tre i libri. Però sarete in quattro, anche Piero ci sarà. È un'occasione abbastanza importante per vederlo dal vivo. Dirà la sua. Sì, perché il protagonista. Alle presentazioni viene sempre lui gironzolo per la libreria, va a controllare, quindi quando c'ho gli applausi abbaia, quindi marca anche il terreno? No, è abbastanza bravo. È abbastanza bravo da quel punto di vista. Grazie a voi di Morganti e buon lavoro. Mandi. Ciao. Seus profundos
E allora vi ho detto che vi velate di letterature con protagonisti chians e jazz e prima ho ascoltato Carnichets e Dorogiat come passin de bande dei chians. Questi sono i cani, Grop Meteor che ha fatto in pratica giusto che il toc a chi, a manco il pubblicato che il toc a chi, che si lucciate dentro dal progetto Tananai dai Trastolons. Le canzoni è Blue Summer, in teme, un test di Maurizio Mattiuzza, musicata a ponte dai cani, che a Erin Gaetano di Mita e batterie, Fulvio Romanin voce e chitarre, e dopo il nostro collaboratore per musiche reggae di tanti anni fa al basso, come non mi vengo su, il Panz, che il Panzilecta si ricorda i suoi programmi di reggae. Ben, lui all'era al basso e che stiano i cani di Blue Summer. Seus profonds de fa cui voi girare tu momentum black de chill content pare da ordes bonds. O sei in ascolto di Onde Furlane da Start.